Questo programma è offerto da Studio Architetto Luciano Colombo, Alta Hotellerie. You ready? Cari amici, bentornati! Una cucina tutta su misura con un maestro particolare, dove imparare a preparare le merende golose e salutari. Oggi parleremo in particolare di prima colazione e merenda, perché sono i due momenti della giornata dove si fanno i maggiori errori nutrizionali. Frutta fresca, yogurt, pane integrale, focacce integrali con le olive, oppure frutta secca, un altro alimento molto ricco di micronutrienti e molto utile per la crescita dei bambini. Invogliare i bambini e stimolarli è sufficiente spiegare loro i principi di una sana alimentazione, dare un buon esempio e quindi anche in casa cucinare, parlare di alimentazione, coinvolgerli nella preparazione dei piatti e educarli anche dal punto di vista alimentare. È molto importante che i carboidrati, diciamo, gli alimenti derivati dai cereali come la pasta, il pane e i cereali stessi come il riso siano integrali, perché ormai è condiviso da tutto il mondo scientifico che un apporto di fibra di circa 30 grammi al giorno è fondamentale per la nostra salute, per prevenire le malattie, quindi anche i bambini dovrebbero essere abituati fin da piccoli a mangiare pane, pasta, biscotti e cereali integrali. Comunicare per uno scienziato è la base. È la base per tutti noi scienziati, poter saper ben esprimere la propria scienza. E io lo faccio anche attraverso la cucina. La quantità di bambini obesi in sovrappeso aumenta sempre di più. Ormai in Italia siamo ad averne 1 su 4. Quindi partire già dalla mente, quindi partire dal bambino piccolo e insegnargli a comprendere che anche un'alimentazione sana, un'alimentazione golosa, istruire un bambino fin da piccolo vuol dire avere un adulto più consapevole poi da grande. È nel periodo dell'adolescenza in cui il bambino molto spesso, il ragazzo una volta cresciuto si perde e si fa coinvolgere anche dal resto poi della società o dei coetanei. Mangiare naturale va bene! Oggi il nostro inviato Tanuki mette a confronto due colossi giapponesi. Vediamo come si la cava. Qui impera dappertutto il marchio PS Vita, Che uscirà in Europa e in Italia il 22 febbraio 2012. Ci sarà possibilità di andare con Skype, di navigare in internet, di conoscere e di chattare con gli amici. Quali saranno i titoli su cui potremmo puntare? Ecco. In realtà saremo assolutamente trasversali, con un occhio ai giocatori hardcore, come vengono chiamati, grazie a PlayStation 3 e grazie a PlayStation Vita, e con un occhio e una grande attenzione invece al mondo family, agli amici e alle famiglie, grazie a PlayStation Move, che permetterà di giocare insieme e di giocare in movimento. Super Mario! It's me, Mario! Ok, here we go Mario! Cosa dobbiamo aspettarci dal periodo natalizio e dal nuovo anno da parte di Nintendo? Sicuramente i titoli Mario sono la grande novità, perché Mario per la prima volta si fa in 3D. Abbiamo Zelda che compie 25 anni. Quando potremo vedere in Italia il nuovo Wii U? Bella domanda, dobbiamo aspettare il 2012. Due associazioni, un unico obiettivo, un modo concreto e ottimizzante per realizzare un'impresa e diventare imprenditori. Scoprite come.
In un momento di crisi come in quello in cui ci troviamo, che ormai non è di oggi, è già da un po' di tempo che ormai viviamo questa tensione, questo clima di incertezze, il temporary shop è sicuramente stato adottato e il successo delle aperture degli spazi temporanei è frutto anche di questa situazione. Perché? Perché lo spazio temporaneo, l'attività di temporary shop agevola i nuovi imprenditori, agevola la trasformazione di vecchi commercianti che non riescono più a vivere come un passato e quindi vivendo questo momento di difficoltà hanno la possibilità di trasformare la propria attività in un qualcosa di più recente, di più nuovo, di più funzionale ai tempi di oggi. Una delle opportunità che offre Asso Moda alle giovani stiliste è Asso Temporary. È una struttura che permette di iniziare l'attività ottimizzando i costi iniziali. Temporary Retailer è una nuova figura professionale, è una persona che gestisce uno spazio ma che offre anche una serie di servizi, in modo che chi utilizza questo spazio deve praticamente solo portare le cose che vuole vendere. Asso Temporary è un'associazione giovane nata nel 2008 per intercettare questo nuovo fenomeno del temporary shop. L'associazione nel 2010 ha allargato poi la sua sfera di rappresentanza anche ai temporary office chiamati business center, che sono appunto uffici temporanei, anch'essi messi a disposizione di aziende e professionisti che possono avere necessità temporanea di un ufficio con tutta una serie di servizi annessi e connessi, sale riunioni. Anche questo è un servizio particolarmente utile appunto per aziende che hanno bisogno di fare start-up, che hanno bisogno di fare ristrutturazioni e necessitano temporaneamente di un ufficio. Ehi, un po' di musica, DJ. Cariba, la regina dei bagni, 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 Cosa? Cariba, La regina dei bagni. Cariba, la regina dei bagni. Sul palco dei veri campioni della risata e nel parterre un vero campione delle piste. Signore e signori, vi presentiamo Ilenia Nesi e Alberto Tomba. Albi! Dov'è? Dopo Tomba e Compagnoni sono finiti i campioni, faremo anche, o se no il famoso silenzio di Tomba. Ciao Alberto! Allora, non si è ancora sposato, ne è vero? Non ancora, perché c'è la mia Maviglia che mi ha detto che gli piace. Porca vecchia, facciamo la pare Albi, siamo a posto. Porca vecchia, fateci un applauso ad Alberto Tomba, un grande campione. Ci sono tanti forti, però manca la costanza, che è quella che forse avevo io, la Deborah, nei nostri tempi di gare di Coppa del Mondo, mondiali, Olimpiadi. No, io mi sono già indietro a sposarmi, per cui niente Alberto Tomba, mi spiace, cosa vuoi? Ma che occasione di Albi, porca da Bologna è arrivata poco. Purtroppo sono impegnata, non piangere, Bambini che a 12-14 anni, anche un po' prima, vengono su nelle strade sbagliate. C'è di gente che poi c'è il fumo, la droga, è questo che si va a evitare. Sei nato in casa? Sono in casa. Sei una casalinga? Quindi scegliere gli sport anche sani, genuini, con principi e valori, non solo sci. Un male dalla Madonna, una roba pessima. Una cosa perché a un certo punto si è rotte le ali. Ma va, tante acque. Tante, può smussare il camino. Deve essere il papà, il genitore, a portare il figlio sulla strada giusta. Giornalisti sì, giornalisti no. Il pensiero di un editore che non ha peli sulla lingua. Aboliamo l'ordine dei giornalisti perché non difende questi giovani ragazzi, perché su internet e dovunque c'è gente che offre notizie gratis. Mentre l'ordine degli avvocati, l'ordine dei medici proteggono i loro iscritti e impediscono a chiunque di fare il proprio lavoro, l'ordine dei giornalisti non lo fa, permette a chiunque di dare notizie liberamente
anche false, anche sbagliate, di qualità pessima. Il turismo è leggermente in crisi, fra i verdi che non fanno costruire strutture adeguate, gli italiani che non vogliono lavorare, liguri e sardi che credono che la gente vada lì solo perché il loro posto è bello, fra poco la crisi potrà aggredire anche questo settore. Altri posti per il momento in Italia che si rivolgono a un turismo veramente d'élite non ce ne sono purtroppo, potrebbero esserci, parlo di Positano e Taormina che sono due posti che però hanno perso il loro lustro. Oggetti di tutti i giorni vestiti ad hoc, con materiali che ci riportano ad altri tempi e le fantastiche storie della Sirenetta ritrovate in un mondo tutto da indossare. Ho detto, mani calde, o la borsa o la vita. Ah, ma che cosa, o la borsa o la vita? La Sesa Fratesi è una ditta artigiana aperta ormai da mio nonno nel 1948, specializzata prima in borse da ufficio, in cuoio, noi lavoriamo solo il cuoio, tutto fatto a mano da artigiani ormai da generazioni, tutto rigorosamente in pelle di prima qualità. Poi abbiamo fatto degli articoli un po' particolari, tipo un trolley in cuoio, che ricorda molto le valigie che andavano una volta. Abbiamo delle borse fatte a mandolino, a chitarra, molto sfiziose, molto particolari. Abbiamo creato degli accessori per nuove tecnologie come porta iPad, porta iPhone, che uniscono un po' la nuova tecnologia con la vecchia pelle, i vecchi materiali che usavano una volta. In fondo al mare, tutto bagnato è molto meglio, credi a me. Quelli lassù che sgobbano, sotto a quel sole svengono, mentre col nuoto ce la smassiamo in fondo al mare. La mia collezione per la prossima estate gira intorno al mare, quindi cavallucci marine, le stelle, tutto quello che è mare, conchiglie. Sempre lavoro con i temi della natura, perché un po' la nostra specialità è questa, di coordinare tutto, quindi coordinare praticamente da capo a piedi. Per gli appassionati delle 2 e 4 ruote, 2 lussuosi maxi scooter della BMW, 2 modelli premium nel segmento dei maxi scooter della BMW, C600 Sport e C650 GT. Hanno la medesima meccanica, con motore bicilindrico in linea dalla cilindrata di 647 cm3, con cambio automatico CVT integrato. Il motore è stato montato in basso per abbassare il baricentro e permettere di migliorare la distribuzione dei pesi e la tenuta di strada in entrambi gli scooter, ma sono 2 veicoli dal carattere differente. Il C600 Sport è dedicato alla clientela più sportiva e dinamica, mentre il Gran Turismo è destinato ai clienti orientati al comfort e all'uso turistico. Quest'ultimo ha un faro anteriore unico e sdoppiato all'interno, mentre la versione sportiva ne ha 2 trapezioidali. Le selle sono diverse, più confortevoli per il GT e dal design più dinamico per lo sportivo. L'impianto di scarico è costruito interamente in acciaio inossidabile. Entrambi gli scooter sono dotati di un catalizzatore con sonda lambda. Pesano circa 250 kg, superano i 170 km/h e scattano da 0 a 100 in 7 secondi. Il prezzo è intorno ai 10.000 euro. Un'auto onesta che non chiede molto ma offre tanto della Hyundai. La i40 giunge a completare una gamma sempre più articolata, sottolineando il buon andamento della casa coreana. La Hyundai i40 ha un nuovo linguaggio stilistico dalla scultura fluida, con un occhio di particolare riguardo all'aerodinamica. La mascherina esagonale è ormai la firma estetica della casa. I fari, con la luce di posizione sinusoidale a LED, ricordano lo sguardo di un falco. È un'auto onesta, che non chiede molto e offre tanto. Gradevole, ben rifinita, la plancia V allargata. Bello il volante a 3 razze, regolabile in altezza come il sedile di guida. Comoda la regolazione dei 2 schienali posteriori. Di buon livello i materiali e il livello di finitura. Su strada emerge un grande comfort ambientale ed acustico, abbinato alla risposta dinamica di sterzo, sospensioni e freni. La vettura è rapida nel misto stretto, quanto stabile nei curvoni autostradali. Viene proposta con 4 motori Euro 5, di cui 2 benzina a fasatura variabile e 2 turbodiesel, entrambi con allestimenti classic, comfort e style. I prezzi variano tra 23.490 e 31.100 euro. Per oggi è tutto. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do l'appuntamento la prossima settimana con tante altre novità.
Per chi volesse continuare a seguirci, il nostro sito è www.onechannel.it. Arrivederci. You ready? Questo programma è stato offerto da Cariba, la regina dei bagni.